Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, sempre in diretta con tutta la cronaca dalle nostre province. Andiamo a Lusiana Conco, sull'altopiano di Asiago, nella frazione di Tortima, dove è stato travolto e ucciso un tredicenne. L'autopsia ha rivelato che l'auto lo ha colpito alle spalle e ovviamente si sta discutendo della pericolosità delle strade, ma soprattutto di coloro che si mettono al volante non sapendo che possono creare grandissimi danni e come nel caso della morte del tredicenne addirittura poi vengono accusati di omissione di soccorso, perché qui si è trattato di un'auto pirata. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato anche per capire cosa si può fare per prevenire questi incidenti. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Hai detto bene, perché io mi trovo assieme a Riccardo Poletto, che oggi è il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo che frequentava anche Stefano Angonese, il ragazzino di 13 anni che è stato ucciso a Tortima, proprio a poche decine di metri da casa, da quest'auto condotta da un 23enne di Cartigliano, che dopo averlo investito non si è assolutamente fermato per prestargli soccorso. È scappato ed è stato rintracciato dai carabinieri il giorno seguente, grazie anche alle tantissime telecamere presenti in zona. Questo lo abbiamo raccontato in più occasioni. Quello che si vuole raccontare oggi assieme, quello di cui si vuole parlare oggi e sottolineare in maniera forte oggi assieme al dirigente scolastico, oltre a come la scuola può essere vicina ai compagni e alle compagne di classe di Stefano, perché lo ricordiamo, il primo giorno di scuola c'era un banco vuoto ed era quello di questo ragazzino di 13 anni, quindi un peso enorme per tutti gli amici, le amiche di questo tredicenne. Oltre a questo si vuole parlare anche di come la scuola, come gli educatori e le educatrici di una scuola possono aiutare i giovani a non tenere questi comportamenti. Riccardo Poletto, lei ha incontrato la classe di Stefano proprio il primo giorno di scuola, e che aria si respirava? C'era tanto dolore, ma immagino che anche il sorriso di Stefano, che è stato ricordato in più occasioni, abbia avuto la meglio in ogni caso. È stata una giornata molto difficile, perché questi ragazzi hanno dovuto iniziare l'anno scolastico davvero all'insegna di una tragedia. Peraltro la comunità è una comunità molto unita, in cui i legami sono fortissimi. Noi abbiamo iniziato l'anno scolastico con un primo momento di saluto a tutti e poi ci siamo messi un po' insieme con i ragazzi delle 3 classi della secondaria di primo grado, sia della scuola media, quindi sia la terza, la classe di Stefano e di Nicolò, dell'altro ragazzino vittima dell'incidente, per fortuna quasi incolume, ma anche la prima e la seconda. I sentimenti erano tanti: dolore senz'altro, la mancanza, la sofferenza, anche un po' di rabbia, perché sono cose che non dovrebbero capitare. Però parlando, confidandoci, insomma i ragazzi, grazie anche a delle insegnanti e degli insegnanti straordinari, si sono aperti e hanno già cominciato un lavoro di condivisione anche di sentimenti più dolorosi. Certo, poi si proseguirà con il lavoro che va fatto con la classe e con tutto il gruppo della scuola secondaria di primo grado. Con un percorso psicologico proprio? Sì, abbiamo già contattato una professionista, che peraltro è una psicologa che già gli anni scorsi lavorava qui nel nostro comprensivo per il centro di ascolto. Abbiamo fatto un primo incontro con gli insegnanti per avere noi, corpo docente, gli strumenti per poter affrontare correttamente e al meglio con i ragazzi questo percorso. Adesso, dopo le esequie, qualche giorno dopo, è già calendarizzato un incontro con questa specialista, con la classe, ma poi daremo anche l'opportunità, sempre con questa specialista, di fare dei colloqui individuali per i ragazzi, ma anche per i genitori, per i docenti che avessero bisogno di un consiglio, anche soltanto di parlare con una persona che ha gli strumenti per dare un aiuto. Lei in più occasioni ha parlato dell'importanza del ruolo che hanno gli educatori, sia
i genitori, ma anche e forse soprattutto gli insegnanti all'interno di una scuola che deve sì insegnare la storia, ma deve anche insegnare a vivere in maniera corretta e rispettosa del prossimo. Sì, ce lo siamo detti con gli insegnanti in collegio docenti. Quello che è accaduto purtroppo è frutto di una serie di comportamenti sbagliati, molto sbagliati. Innanzitutto c'è un tema di educazione stradale, perché purtroppo i ragazzi crescono, diventano grandi, si fanno la patente e non sempre hanno la consapevolezza che guidare un'auto può essere può mettere in campo comportamenti estremamente pericolosi. Quindi la prudenza per la strada, rispetto alle regole, è il primo tema. Ma poi c'è anche un tema di responsabilità, di onestà nei confronti degli altri, perché purtroppo il colpevole, insomma la persona che ha causato l'incidente, ha omesso di prestare soccorso, e questa è una cosa molto grave, ma anche ha omesso di in qualche maniera consegnarsi spontaneamente all'autorità e quindi ammettere la propria responsabilità, farsene carico. Non voglio giudicare nessuno, non è il mio compito, però da educatori ci interroghiamo se facciamo abbastanza e cosa potremmo fare in più o in maniera più incisiva, più efficace, per aiutare le famiglie a crescere dei cittadini e delle cittadine responsabili, perché se noi riuscissimo davvero a compiere il nostro ruolo educativo al meglio delle nostre potenzialità, sicuramente forse queste cose non sarebbero cancellate, ma avremo sicuramente meno episodi di questo tipo. La domanda è come poter fare? Beh, insomma, noi siamo professionisti dell'educazione, in modo in particolare gli insegnanti hanno molte competenze, per cui ci si mette in gioco con quello che si è in grado di fare, anche con l'umiltà di inventare percorsi nuovi, di inventare strade nuove. Io ho notato una compostezza incredibile da parte della famiglia, hanno davvero avuto fin da subito dei comportamenti, delle parole, delle espressioni che ci hanno colpito per l'alto livello davvero per il modo di affrontare questa tragedia. Ecco, dobbiamo anche a loro il fatto di mettere in campo il massimo impegno in campo educativo, la scuola ma anche le famiglie, cioè le nostre comunità devono interrogarsi, a mio avviso, e fare tutto il possibile perché non accada più, perché altrimenti vorrebbe dire che da questa tragedia non avremo appreso nulla. Ecco, una grandissima dignità, quella dimostrata anche dal giovane fratello, il fratello maggiore, giovanissimo perché ha 21 anni, di Stefano, Samuele, quando tutte le volte che l'abbiamo intervistato. Un dolore inimmaginabile, enorme, però sempre molto fermo, molto anche nel raccontare il rapporto bellissimo che aveva col fratellino, con questo tredicenne. Ricordiamo che lunedì si svolgerà il funerale di Stefano Angonese nella chiesa parrocchiale di Conco. Intanto proprio ieri si è svolto l'esame autoptico sul corpo del tredicenne. Prima di chiedere alla regia di inviare il servizio in cui si racconta proprio dell'autopsia, dell'esame autoptico effettuato su Stefano, in vista del funerale la scuola si sta già organizzando, dirigente? Sì, in modo particolare i ragazzi della classe di Stefano e i suoi compagni di classe si stanno organizzando per scrivere dei testi, delle preghiere, per delineare un ricordo di un ragazzo straordinario, estremamente solare, positivo. Io non l'ho conosciuto, o meglio lo sto conoscendo adesso attraverso i racconti dei suoi compagni e dei suoi insegnanti, e quindi la volontà è anche di raccogliere l'eredità di una vita che, è vero, è stata spezzata prima del tempo, ma comunque ha fatto in tempo a donare tantissimo, e questi doni i ragazzi li vogliono portare avanti. Poi ci sono dei gesti simbolici che appunto per esprimere ciò che Stefano ha lasciato e per essere molto molto vicini alla famiglia. La priorità massima è in questo momento stringerci attorno alla famiglia per cercare, se non di lenire il loro dolore, almeno di provare a portarlo insieme. Bellissima questa immagine del dono che lascia Stefano. Io appunto chiedo alla regia di lanciare il servizio in cui si racconta un po' tutto quello che riguarda l'esame autoptico, si fa un sunto di quanto è accaduto, e ricevo la linea allo studio, direttore.
Un urto violentissimo da dietro, poi la morte praticamente sul colpo. È finita così la vita di Stefano Angonese, il 13enne di Lusiana Conco, investito e ucciso domenica sera a Tortima mentre camminava con un amico a 2 passi da casa. Sarebbero queste le conclusioni che arrivano dall'autopsia sul cadavere del giovanissimo, effettuata nelle scorse ore su richiesta della Procura della Repubblica di Vicenza per fare chiarezza sulla vicenda. A eseguire l'esame autoptico è stato il medico legale Antonello Cirnelli, mentre una famiglia angonese ha incaricato un perito di parte, il medico legale Luca Doro. La famiglia dell'investitore invece non avrebbe incaricato alcun perito di parte per quanto riguarda le procedure dell'esame necroscopico. L'autopsia non chiude però il percorso perché sarà necessario comprendere se le ferite mortali inferte dall'auto guidata dal 23enne di Cartigliano al 13enne siano compatibili con una dinamica legata a un incidente in cui il guidatore si accorge di aver colpito effettivamente una persona e non un oggetto a bordo strada. Il dettaglio non è banale e potrebbe essere di grande importanza per incardinare tutta la procedura da qui in avanti. Stando così le cose, la domanda che verrà posta ai tecnici è questa. Posto che l'urto è innegabile ed è stato la causa della morte immediata, si è accorto il conducente di aver investito una persona o la situazione poteva indurlo a pensare di aver travolto un segnale, un oggetto inanimato o un animale? Da qui in poi si entra nel campo ignoto e doloroso delle ipotesi. Di certo c'è che Stefano è stato travolto e ucciso mentre se ne andava per la sua strada con un amico, convinti di essere diretti verso la festa di un paese e non verso una tragedia che ha scosso 2 comunità. Il primo giorno di scuola intanto è andato in archivio con un clima decisamente diverso da quello che ci aspettava nell'istituto di Lusiana Conco frequentato da Stefano. Servizio Ferdinando Garavello, grazie a Vanessa Manzato e Alessandro Costacurta per il collegamento da Lusiana Conco. Adesso vediamo un gravissimo fatto di cronaca, cioè un nigeriano che è stato arrestato, un 30enne nigeriano arrestato dalla polizia per avere appiccato un incendio nell'ex consorzio agrario di Treviso. C'è stato anche l'intervento dei Vigili del Fuoco. Andiamo subito da Christian Arboe. È stato tratto in arresto il 30enne che ieri sera, poco prima delle 18, ha appiccato diversi incendi all'interno dell'ex consorzio agrario. Ci troviamo in via Castellana a Treviso, poco distante dal comando dei Vigili del Fuoco, e ieri sera appunto qui si sono registrati attimi concitati, attimi di tensione con queste fiamme che si sono sviluppate in diversi punti di questo stabilimento, uno stabilimento molto noto qui a Treviso che è in assoluto stato di abbandono. In pochi minuti sono arrivati i Vigili del Fuoco, sono arrivate le forze dell'ordine, immediati i rilievi, e poco dopo si è arrivati appunto a identificare questo soggetto, un soggetto nigeriano, lo ripeto, del 1995, che è stato tratto in arresto e che nelle prossime ore sarà giudicato per direttissima. Quindi un fatto ancora da ricostruire, bisogna capire le motivazioni che hanno spinto questo soggetto ad appiccare più principi di incendio, ma resta il tema, un tema generale, ovvero lo stato di abbandono e di degrado dell'area. Lo ripeto, siamo all'ex consorzio agrario di via Castellana. Chiedo a Nicoletta Rizzetto di abbassare la telecamera perché qui abbiamo 2 residenti che ieri sera in parte hanno assistito anche alla scena e che ben conoscono le difficoltà, le criticità dell'area. Ieri sera cosa è successo? In effetti intorno alle 17, qualcosa del genere, praticamente si è visto del fumo, dietro la palazzina principale del consorzio. Sono stati allertati inizialmente i Vigili del Fuoco che sono arrivati. Hanno chiamato le forze dell'ordine, sia polizia sia la polizia municipale, sono entrati e in effetti ed è la prima volta, sono stati già allertati altre volte in diverse occasioni. Questa volta però questa volta sono andati via sino circa alle 20 che sono andati via. Ecco, quindi l'area è stata transennata, hanno operato, resta il fatto che qui ci sono persone che bivaccano fondamentalmente, la zona è mal frequentata. Assolutamente
sì, assolutamente sì, tant'è che, come si chiama, in effetti o si nascondono, in effetti quando arrivano, magari con le forze dell'ordine, quando arrivano a sirene spiegate c'è un fuggi generale e non si vede più nessuno. Successivamente, come si chiama, ritornano di nuovo in sede praticamente. Quindi c'è un problema, bisognerebbe riqualificare la zona o servirebbero più controlli, queste sono le alternative. E più che controlli dovrebbero, come si chiama, veramente, come si chiama, non so, riqualificare già come si chiama, già tutta quanta l'area, cioè praticamente altrimenti non se ne viene fuori. Anni fa bivacavano in una casa diroccata, come si chiama, 200 metri da qui. Poi è stata appunto sgomberata e il problema si è riproposto quindi qui al Consorzio Agrario. Le chiedo, voi siete preoccupati, vi sentite un po' assediati da questo punto di vista? Assolutamente sì, anche perché quando è successo una quindicina di giorni fa, in effetti c'era qualcheduno di questi signori che con una fionda tirava pietre verso i condomini qui vicino. Quindi anche dispetti, insomma una situazione di pericolo, quindi uno degli occupanti del Consorzio Agrario ha tirato con la fionda verso, come si chiama, verso i condomini vicini, e praticamente sono venuti i carabinieri e mi hanno detto che, come si chiama, mi hanno detto che in effetti un altro è stato arrestato ed è così. Insomma una situazione difficile. Io la ringrazio per questa sua testimonianza. Nicoletta, possiamo rialzare la telecamera solo per mostrare appunto di che cosa stiamo parlando, di un'area di diversi ettari completamente in stato di abbandono. Le indagini intanto proseguono e si attende questo giudizio per direttissima nei confronti del soggetto tratto in arresto ieri sera, lo ripeto, un trentenne nigeriano. Andiamo a Padova, sempre in diretta in questo caso da Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende, perché una donna è stata violentata nello scalo ferroviario dopo essere stata drogata. È stato arrestato un 37enne. A te, Chiara. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo con il collega Cristian Roque Allende. Ringrazio anche la capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Leonora Mosco, per essere con noi per commentare questo gravissimo fatto di cronaca. La violenza ad una donna di 55 anni che prima è stata drogata, avvenuta proprio nello scalo ferroviario in uno degli edifici abbandonati che si trovano nell'ampia area della stazione di Padova. Allora, prima di passare insomma ad Eleonora e a un suo commento, però vi lascerei al servizio che abbiamo preparato questa mattina in redazione. Prima l'offerta di alcune pasticche, poi la violenza in uno stabile abbandonato dell'area della stazione di Padova. È stato fermato con l'accusa di violenza sessuale un uomo di 37 anni di nazionalità romena, rintracciato dagli agenti della polizia ferroviaria del compartimento per il Veneto. Un'indagine partita dalla denuncia della vittima, una donna italiana di 55 anni di origine friulane, che si è rivolta alla Polfer raccontando la violenza subita nella serata del 1° settembre, quando era andata a dormire con altri 2 compagni in uno stabile abbandonato dello scalo ferroviario. Proprio uno di questi avrebbe poi abusato di lei. Grazie ai dettagli forniti dalla donna, gli agenti della Polfer hanno rintracciato e bloccato il sospettato. Il 37enne, che ha già precedenti penali, è stato fermato, misura poi convalidata dal tribunale che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Ecco, un fatto gravissimo in una delle aree più critiche dal punto di vista di sicurezza della città, quello accaduto e venuto alla luce in queste ore. Ricordiamo che questa è stata la prima zona rossa della città di Padova. Di zona rossa si sta ancora discutendo a Padova perché è agli sgoccioli quella insomma dell'Arcella con l'amministrazione comunale che ancora per voce del sindaco Giordani ha ribadito la sua contrarietà a consigliere Mosco. Qual è la situazione? La zona rossa, secondo lei,
serve, continua a servire a questa città? Beh, io penso che il sindaco allora dovrebbe manifestare la sua contrarietà ai pendolari, alle famiglie, ai lavoratori che da quando non c'è più la zona rossa sono tornati a vivere nella paura di rimanere ostaggio di risse, di episodi delinquenziali, perché la verità è che da quando non c'è più la zona rossa, per esempio qui all'Arcella, le risse si verificano ogni sera, i nostri agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri rischiano la loro vita quotidianamente perché devono intervenire in situazioni che ormai sono insostenibili. C'è uno spaccio che è tornato a livelli molto preoccupanti, c'è gente che si fa anche di cocaina, cioè ci sono delle situazioni veramente gravissime. Ricordiamo l'aggressione della baby gang ai danni di una 57enne persona con disabilità fisiche, quindi la situazione è insostenibile. Allora chi nega che questi strumenti sono efficaci lo vada a raccontare alle famiglie, alle ragazze che ogni giorno frequentano la stazione, ai tanti giovani che devono andare a lavorare. Perché le zone rosse sono uno strumento efficace e lo dimostra la quotidianità dei fatti che da quando non c'è più questo strumento la situazione è deteriorata e peggiorata moltissimo. Ecco, il dibattito però è molto ampio, in città c'è un'ampia fascia anche della società civile che continua a essere contraria a quello che è uno strumento che si ritiene insomma ghettizzi alcune aree della città. Guarda, io penso che le persone per bene, i commercianti per bene non hanno minimamente paura della presenza dello Stato, delle forze di polizia, di chi oggi ha una divisa. Chiaro, noi come Lega abbiamo sempre ritenuto che la sicurezza pubblica integrata sia uno strumento utile per cercare di gestire questo problema, cioè gestire il tema dell'insicurezza che comunque è una realtà, e cioè vuol dire affiancare all'importantissimo presidio, controllo del territorio attraverso gli agenti delle forze di polizia anche degli interventi di carattere viabilistico, di carattere dell'illuminazione, dell'arredo urbano, della presenza o meno delle panchine, delle piastre sportive, quindi bisogna intervenire su più fronti. Ricordiamoci che qui dietro l'amministrazione in via Cairoli aveva messo 2 piloni che ostruivano, quindi chiudevano il passaggio della via stessa, consentendo di rendere quella via un vero e proprio rifugio per gli spacciatori. Quindi la viabilità serve, è utile in un disegno comprensivo per garantire sicurezza. Un luogo dove è illuminato ed è sicuro e dove ci sono attività commerciali aperte è sicuro. E questa resta un'area comunque molto critica della città. Allora io ringrazio Eleonora Mosco, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, il collega Cristian Rocchi Allende per la collaborazione tecnica. Direttore, la linea può tornare allo studio. Grazie molte. Intanto andiamo a Mestre per un'altra squalida impresa di una baby gang. Una ragazza che faceva parte di questo gruppo di giovani ha dato un calcio ad un bambino di 3 anni facendolo cadere, tutti gli altri ridevano, è intervenuto il padre in difesa di suo figlio, sono stati accerchiati, poi salvati da un commerciante. Andiamo in diretta da Filippo Fois. A te Filippo. Sì. Vai. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo nel cuore di Mestre, siamo in Piazza Barchi, quella che una volta era il centro commerciale Le Barche, adesso ha cambiato proprietà e nome. Oggi è anche giornata di mercato, per cui è particolarmente affollata. Eppure proprio qui l'altra sera si è consumato un brutto episodio di aggressività da parte di una baby gang che è stata descritta come un gruppo di 14enni, di 15enni e 16enni originari dell'Est Europa, che ha preso di mira una famiglia che si trovava proprio in questo locale che vi sta facendo vedere adesso Francesca Pezzo. C'era un padre di famiglia di origine bengalese assieme al piccolo di 3 anni. Ebbene, proprio questo bambino di appena 3 anni è stato preso di mira da una ragazzina del gruppo che gli ha sferrato un calcio facendolo piangere. A quel punto naturalmente sono partite le risate da parte della compagnia di giovani. Il padre gli ha chiesto conto di un atto che è veramente ingiustificabile, e a quel punto le cose sono peggiorate perché la ragazzina ha chiamato attraverso il cellulare i rinforzi, la compagnia si è fatta molto più nutrita e molto più aggressiva nei confronti di quest'uomo che ha cercato, c'è da dirlo, di mantenere la calma e di non rispondere alle provocazioni, grazie anche al personale del locale che vedete alle mie spalle, che è intervenuto per cercare di calmare gli animi e ha, per così dire, ospitato per un quarto d'ora, 20 minuti padre e
figlio qui dentro fin tanto che la baby gang non se ne andava, perché c'è da dire che i ragazzi continuavano a girare attorno al locale con fare minaccioso aspettando che questo signore uscisse. Alla fine poi quando è uscito ha raccontato che è stato seguito comunque quasi fino a casa. È un atto di intimidazione e ci troviamo forse in quella zona grigia in cui dalla bravata si inizia a sconfinare verso atti molto più gravi. Mestre, come Venezia d'altro canto, deve fare i conti con un fenomeno di baby gang che magari iniziano con questi piccoli atti e poi sconfinano in qualcos'altro. Quello che colpisce qui è l'età giovanissima dei protagonisti della vicenda, perché come detto si tratta di ragazzini che avevano anche 14-15 anni e avevano un fare molto molto aggressivo, tanto da dover far intervenire i titolari del locale alle mie spalle. Non è l'unico problema di Mestre, poi vi parleremo anche nel corso poi dei nostri telegiornali del nuovo buco che si è aperto in città. Sono le ex poste di Piazzale Donatori di Sangue che sono state cedute, le poste sono andate via e sono diventate un buco nero, tanto che proprio ieri è stato deciso di chiudere con dei cancelli il sottoportico che c'è all'ingresso, perché sta diventando anche quello un covo di sbandati. Con questo per ora direi che da Mestre è tutto. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie molto a Filippo Fois e a Francesca Pezzo per la parte tecnica. Adesso andiamo a Vicenza per un'altra storia di degrado, questa volta a Parco Querini, un video pubblicato nei social da Nicolò Naclerio di Fratelli d'Italia ha rimesso in evidenza la situazione nei nuovi bagni che sono stati appena inaugurati. Siamo andati a vedere come oggi la situazione con Daniele Garbin e l'operatore Simone Squarcina. Sentiamo. Parco Querini, alle mie spalle i bagni e questa parte che è stata restituita alla città dopo tempo per un restauro profondo. Questa parte, che doveva rappresentare un po' il fiore all'occhiello del nuovo corso che questo parco storico avrà, in realtà è stato poi oggetto di un caso politico lo scorso weekend. Un video pubblicato da Nicolò Naclerio di Fratelli d'Italia ha postato un degrado all'interno dei bagni con siringhe e una serie di elementi proprio poco decorosi. Siamo tornati a vedere per capire se la situazione rispetto a quel video è rientrata. Sono mesi che monitoriamo Parco Querini, da quando comunque è cambiata la guardiania, sono state dimezzate le ore, la situazione è diventata ingestibile. Purtroppo i guardiani non riescono a coprire gli orari di tutti i parchi e questo che vedete, che avete visto nei video documentati, sono i risultati di quello che è un abbandono e quindi viene attirato il degrado e tutto quello che gli va dietro. In questo momento si presenta anche decentemente, diciamo, però c'è stato un intervento da parte del consigliere Nicolò Naclerio che ha svegliato gli animi e ha cercato di dare una sferzata a una situazione che è veramente molto molto imbarazzante. Partiamo dai bagni alle nostre spalle, per cui vediamo che erano in condizioni pessime e adesso improvvisamente ci ritroviamo che sono stati degnamente puliti. Io faccio le camminate e soprattutto vado dalla parte del boschetto dove c'è anche c'è più refrigerio e tutto questo, e c'è una situazione veramente di pieno degrado, nel senso che ci sono tutti tossicodipendenti dove si appartano per consumare le loro belle dosi. Dopo la denuncia ha creato clamore, ma oggi per esempio è cambiato qualcosa? Sì, oggi ho visto che c'è stata una pulizia improvvisa, bellissimo, ci sono anche l'erba tagliata, forse la situazione climatica ha dato sfogo a questa improvviso maquillage, diciamo, totale. Ecco, speriamo che duri, che non sia solo maquillage ma un lifting permanente. Abbiamo segnalato ovviamente in maniera pubblica anche sulla stampa, l'assessore si è giustificato dicendo che saranno messi ulteriori soldi per la guardiania, quindi diciamo che il risultato speriamo sia quello di essere ascoltati dall'amministrazione e che miglioramenti si vedano in futuro. C'è una lezione che può dare questa esperienza, non è la prima volta, non sarà probabilmente l'unica, però insomma, per invertire la tendenza da dove cominciare? Sì, un'attenzione che non basta inaugurare una cosa e quindi farsi belli con il taglio del nastro, ma bisogna comunque cavalcarla e non abbandonarla a se stessa e stargli dietro. Allora avete sentito prima la donna che è stata drogata e violentata nello scalo ferroviario di Padova, invece a Treviso una 25enne è stata brutalmente aggredita a bordo di un treno dal compagno. Il fatto però non è accaduto qui in Veneto ma in provincia di Mantova, l'uomo è stato arrestato.
Prima l'ha afferrata per il collo tentando di strangolarla, poi l'ha colpita con schiaffi strappandole la maglietta e la borsetta. La vittima, una ragazza di 25 anni residente nella Marca trevigiana, incinta di qualche mese, brutalmente aggredita a bordo di un treno dal compagno, un 27enne marocchino senza fissa dimora. A dare l'allarme il capotreno, che ha segnalato l'accaduto al 112 raccontando che la coppia era scesa alla stazione di Poggio Rusco in provincia di Mantova. La lite è proseguita poi per strada, attirando l'attenzione di un passante che, preoccupato per le urla della vittima, ha a sua volta chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, a fatica hanno separato la coppia. La ragazza, in forte stato di agitazione, ha raccontato ai militari di essere incinta e di essere stata aggredita dal compagno a bordo del treno. Con la maglietta ancora strappata ed evidenti segni delle percosse subite su collo, gambe e altre parti del corpo, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale civile di Borgo Mantovano. Il compagno è stato invece accompagnato alla stazione dei carabinieri di Poggio Rusco e arrestato per maltrattamenti e lesioni personali. E l'aggressione ai 2 turisti americani ebrei ortodossi da parte di un gruppo di magrebini, ovviamente le reazioni di sgomento rispetto ad un fatto tanto grave. Tra gli altri sono intervenuti il sindaco Brugnaro e il senatore Andrea Martella. A distanza di poco più di un mese, un'altra aggressione antisemita è avvenuta a Venezia nei confronti di una coppia di turisti circondati da una decina di stranieri che, al grido incalzante di Free Palestine, hanno iniziato a insultarli. Poi uno degli aggressori ha izzato contro l'uomo un Rottweiler senza museruola, mentre un altro gli allungava la mano in segno di saluto per poi repentinamente colpirlo con uno schiaffo al volto, e un terzo lanciava una bottiglia di vetro che, frantumandosi a terra, ha ferito le caviglie della donna. Ferma condanna dal mondo politico. È un fatto gravissimo che va condannato, la violenza va sempre condannata ovunque. E i crimini di Netanyahu e del suo governo, che vanno fermati al più presto e che ogni giorno denunciamo, non possono essere una giustificazione per provocare forme di odio indiscriminato verso un popolo o verso un paese. Questo episodio è gravissimo e l'antisemitismo non deve trovare spazio in nessuna democrazia, né tantomeno nella nostra città, che è un esempio di dialogo e di pace. Non ci deve essere alcun tipo di tolleranza nei confronti di questi gesti. Qualsiasi forma di odio e di violenza motivata dall'odio razziale, religioso, politico è da rigettare fortissimamente. La nostra città non deve osservare più episodi di questo tipo e la classe politica, la società civile e l'attuale amministrazione devono impiegare tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza della comunità ebraica, dei turisti e di tutte le comunità e delle minoranze presenti in città. Venezia è e deve continuare a essere una città aperta, accogliente e sicura, dove il rispetto reciproco rappresenta il fondamento della convivenza civile, le parole del sindaco Brugnaro. Assicureremo, continua, un coordinamento ancor più stretto tra tutte le forze di sicurezza del territorio, che ringrazio per il tempestivo intervento, anche attraverso l'utilizzo della rete di videosorveglianza cittadina per garantire la massima tutela di residenti e visitatori. Esprimo la mia piena solidarietà alle persone coinvolte e alla comunità ebraica, ribadendo che Venezia non tollererà mai alcuna forma di odio o discriminazione. La nostra sarà e resterà una città libera, aperta a tutti, fondata sulla sicurezza e sul rispetto delle regole. Venezia, conclude il sindaco, è e sarà sempre una città di pace. Servizio di Ilaria Marchiori e una guardia giurata dell'ospedale All'Angelo di Mestre è stata aggredita da un tossicodipendente che ha dato in escandescenze al pronto soccorso. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia, colpita al torace. La guardia giurata è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. Ancora sentiamo Filippo Fois. È andato in escandescenze danneggiando una barella e delle sedie del pronto soccorso dell'ospedale All'Angelo di Mestre, per poi prendersela con la guardia giurata che aveva tentato di calmarlo. Colpita al torace, la guardia giurata ha rimediato una prognosi di 1 settimana dopo aver trascorso la notte in regime di osservazione breve intensiva. L'aggressore è un tossicodipendente subito arrestato dalla polizia, intervenuta sia con gli agenti presenti in ospedale che con una volante di rinforzo.
Il suo gesto ha riportato l'attenzione sul problema delle aggressioni nelle strutture sanitarie del Veneto. Oltre a sempre più capillari forme di prevenzione, ha commentato il presidente Zaia, è necessario che la punizione per i responsabili sia più dura possibile. Pene più severe per episodi di questo tipo le chiede anche Dario De Rossi della segreteria CISL di Venezia, che però aggiunge anche che bisogna avere la certezza della pena, oltre a maggiori investimenti per garantire la sicurezza sul lavoro. Da questo punto di vista i consiglieri regionali del Partito Democratico Jonathan Montanariello e Francesca Zottis ricordano di aver presentato da tempo una mozione che prevede l'estensione dei presidi di polizia 24 ore su 24 e l'adozione obbligatoria dei piani di prevenzione da parte di tutte le ULSS del Veneto. Roberto Toigo, segretario generale della UILA regionale, ha lanciato un appello al senso di civiltà e responsabilità di tutti. Non ci può essere nulla che giustifichi il ricorso alla violenza. Chi lavora può sbagliare, ma questo non può sfociare in un'aggressione. Oggi in regia Tony Esposito e Italo Morao. Andiamo avanti con la cronaca. C'è stato un dramma a Jesolo, un 50enne di nazionalità ucraina è andato a fare il bagno con il figlio 15enne ed è annegato. La sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo ha ricevuto una segnalazione da parte del direttore del villaggio Jesolo Mare dopo che il figlio aveva dato l'allarme non vedendo più il padre. Verso le 20, a 150 metri dalla costa, in prossimità della torretta, il personale della Guardia Costiera di Jesolo ha trovato il cadavere che a seguito del riconoscimento da parte di un familiare è stato messo a disposizione della famiglia presso l'obitorio del locale ospedale. Vediamo un titolo da Venezia Today. Si sente male durante la gita a Venezia, è morta una quarantenne in piazza San Marco. Era a Venezia con gli accompagnatori dell'associazione che ha organizzato la giornata per la comitiva con la disabilità. Una volta arrivata a San Marco non ce l'ha fatta, assistita dal SUEM e dopo il primo intervento si è spenta. La ricostruzione della polizia locale. Si sono costituite parti civili le famiglie delle vittime della tragedia del Natisone. L'avvocato Maurizio Stefanizzi ha depositato l'atto per il primo processo in calendario, ha chiesto un risarcimento da parte delle famiglie delle vittime di 3.700.000 euro. Dopo la fissazione delle date per il giudizio immediato a cui hanno chiesto di accedere i 4 imputati per la tragedia del Natisone, è arrivato il primo atto di costituzione di parte civile nel processo penale da parte delle famiglie di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, travolti dalla piena del fiume il 31 maggio 2024. L'avvocato Maurizio Stefanizzi ha depositato per conto dei suoi assistiti la costituzione nei confronti di Michele Nonino, l'infermiere della Sores. Nei prossimi giorni farà altrettanto nei confronti dei Vigili del Fuoco Enrico Signor, Andrea Lavia e Luca Mauro. Nell'atto di costituzione Stefanizzi chiede che venga dichiarata la penale responsabilità degli imputati per tutte le condotte ascritte con condanna dei suddetti a pena di giustizia. Questo per quanto riguarda la parte penale. Per gli effetti civili in caso di condanna le famiglie chiedono complessivamente 3.700.000 euro di risarcimento con la responsabilità in solido del Ministero dell'Interno per i Vigili del Fuoco e dell'azienda regionale di coordinamento per la salute per l'operatore Sores. I due enti saranno chiamati a pagare nel caso i loro dipendenti venissero dichiarati colpevoli del reato di omicidio colposo plurimo per negligenza e imperizia nella condotta durante i soccorsi. Non c'è una cifra che possa risarcire i familiari, questo vuole essere chiaro. Ho usato io delle tabelle nazionali che sono indicative e quindi ho applicato quelle tabelle per dare un senso alla richiesta. Patrizia Cormos lanciò il primo allarme alle 13.29, ma l'elicottero in grado di salvarli arrivò su Premariaco Beach soltanto alle 14.13, quando ormai 3 ragazzi erano stati già travolti dalla piena appena 3 minuti prima. Il processo contro Michele Nonino della Sores, il primo a chiedere il giudizio immediato, difeso dall'avvocato Maurizio Miculan, inizierà il 17 novembre davanti al giudice Mauro Qualizza. Per i 3 vigili del fuoco, Luca Mauro, difeso da Alfonso Mangoni, Enrico Signor e Andrea Lavia, difesi da Stefano Borocore, la data fissata è il 2 dicembre. Il giudice è Daniele Faleschini Barnaba, ma è molto probabile, se non certo, che i fascicoli verranno riuniti in un solo processo e dopo la prima udienza del 17 novembre si proceda
concluda con un rinvio per iniziare poi con i 4 imputati tutti insieme davanti allo stesso giudice. È prevista la citazione di decine di testimoni, soltanto la procura ne avrebbe già indicati più di 50. Servizio di Francesco Pezzella, bisognerà proprio accertare anche i tempi dell'operazione dell'intervento dei Vigili del Fuoco, perché non è facile raggiungere una località sia pure in elicottero nel giro di pochi minuti dal momento in cui viene lanciato l'allarme. Sono uomini che si sono gettati in acqua, insomma, quindi sarà un processo che andrà seguito attentamente. Rifiutarono un'altra pagina della cronaca giudiziaria dal giornale Vicenza, rifiutarono le cure al figlio malato, genitori a processo per omicidio. Andiamo avanti con gli incidenti, ancora purtroppo ci sarà l'autopsia sul corpo di Ayoub Lashni, il 31enne che è morto a Piazzola sul Brenta in uno scontro. La sua auto è finita contro un muretto, a guidare era l'amico che si è invece salvato. La Procura di Padova ha aperto un'indagine per omicidio stradale colposo per l'incidente mortale avvenuto all'alba di martedì 9 settembre sul ponte di Carturo a Piazzola sul Brenta. A perdere la vita nell'impatto Ayoub Lashni, 31enne di origine marocchina, padre di 3 figli, l'ultimo nato da una decina di giorni. L'uomo viaggiava come passeggero su un'auto condotta da un amico, un 39enne, anche lui marocchino e residente a San Pietro Ingù, ora indagato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'auto avrebbe perso il controllo poco dopo aver superato il ponte sul Brenta in direzione Carmignano di Brenta, finendo contro il muro di cinta di un'abitazione dopo una serie di carambole. La fiancata destra, dove era seduto Lashni, è risultata la più colpita. Nonostante i tentativi dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare. Il conducente, invece, rimasto ferito, è tuttora ricoverato all'ospedale di Cittadella. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima e sta valutando una consulenza tecnico-dinamica per chiarire le cause dell'incidente. Al vaglio degli inquirenti un colpo di sonno, l'alta velocità o una manovra improvvisa per evitare un ostacolo. La procura e i carabinieri sono anche in attesa dei risultati degli esami tossicologici sul conducente per verificare se fosse sotto l'effetto di droghe o alcol. E si è svolto in forma privata il funerale di un ex vicepreside di un istituto scolastico trevigiano che era stato travolto ed ucciso da un 18enne alla guida di un'auto senza patente. L'addio all'ex vicepreside dell'Istituto Fermi di Treviso, Diego Lappen, 71 anni, si è svolto in forma strettamente privata nei giorni scorsi per volere della famiglia straziata dal dolore. Intanto in procura il pubblico ministero Davide Romanelli ha deciso di non disporre di una perizia cinematica per ricostruire la tragedia avvenuta a Villorba il 1 settembre, come inizialmente paventato. Sarebbe chiara infatti per il magistrato la dinamica del gravissimo incidente. La vittima si trovava in sella alla sua bici quando è stata travolta da una Fiat 500 condotta da un 18enne che era alla guida senza patente. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, l'auto, di proprietà della madre del giovane, avrebbe percorso via Trento a velocità sostenuta, raggiungendo un dosso presente su entrambi i sensi di marcia. A quel punto l'automobilista, inesperto, ha perso il controllo della macchina, invadendo la corsia opposta e travolgendo il ciclista. Il 71enne, che era residente a Ponzano, è morto sul colpo. Il legale del giovane ha deciso di disporre un accertamento. Io avevo annunciato che avremmo fatto un accertamento per valutare quanto quel dosso presente sull'asfalto abbia potuto alterare e in che termini, in che modi la conduzione di guida del ragazzo, fermo restando quella che è stata certamente l'invasione di corsia e quindi la responsabilità da parte del mio assistito. Il legale ha incontrato nei giorni scorsi il 18enne. Io ho parlato l'altro giorno, comincia a riprendersi dallo shock che inevitabilmente ha subito e quindi stiamo cercando di fare anche quei passaggi importanti poi per andare a condividere degli aspetti di natura un po' più umana anche nei confronti dei congiunti della vittima. Sulle ragioni che hanno spinto il ragazzo a prendere un'auto senza avere la patente, per ora c'è il riservo. Che lui l'ha spiegato a me, ma è una circostanza che al momento manteniamo in riservo, nel riservo professionale. Ci saranno modalità successive per mettere al corrente anche l'autorità giudiziaria di quanto è stata la scaturigine di questa azione improvvida.
Questo l'avvocato Crea, un finto corriere che ha cercato di farsi consegnare da un'azienda orafa gioielli per 135.000 euro. La truffa però è stata sventata, ha denunciato un 53enne napoletano pregiudicato ed è caccia ai suoi complici. Tutto questo è avvenuto a San Zenone degli Ezzelini. Daniela Sizzia. Hanno pianificato l'atto criminoso nei minimi dettagli. Volevano impossessarsi di gioielli per 135.000 euro. Il pacco sarebbe dovuto partire dalla ditta 2A con sede a San Zenone degli Ezzelini verso un cliente via corriere. Ed è qui che sono entrati in gioco i truffatori ben organizzati. Hanno probabilmente hackerato il sistema informatico dell'azienda, riuscendo ad intercettare la corrispondenza con la vera società di spedizioni che era legittimata alla consegna. Ma il piano non è riuscito. Una telefonata di troppo ha messo in allerta i titolari dell'azienda. La telefonata era un po' sospetta e quindi ci siamo messi un po' in allerta di questa telefonata, per cui abbiamo sentito il spedizioniere tramite telefono che mi ha confermato appunto che non erano loro e quindi abbiamo chiamato i carabinieri. A quel punto il vero corriere si è precipitato in azienda per prelevare il prezioso pacco. Poco dopo è arrivato il truffatore, che è stato intrattenuto dai titolari fino all'arrivo dei carabinieri. E oltretutto i corrieri hanno la faccia riconoscibile perché vengono sempre gli stessi, mentre questa era una faccia nuova, quindi anche chiedendo il nominativo e tutto sapevi che non aveva il furgone e faccia nuova si capiva benissimo che non era il corriere che aspettavamo. Denunciato un 53enne napoletano disoccupato e con numerosi precedenti penali, è arrivato vicino all'azienda con un furgone bianco che aveva lasciato lungo la via. Immediatamente è scattata la perquisizione. All'interno del mezzo è stato trovato un borsone con diverse divise complete riconducibili a diverse ditte di spedizioni e timbri contraffatti intestati alle medesime società. Il mezzo utilizzato, un Fiat Ducato regolarmente noleggiato, presentava una targa posticcia applicata sopra quella autentica. Sono in corso indagini per l'individuazione dei complici e la verifica di eventuali collegamenti con episodi simili. Il plauso del sindaco. Dobbiamo sempre essere pronti e attenti alle proposte e a quello che ci viene detto da estranei. Ringrazio però i carabinieri che sono sempre disponibili e a disposizione nel nostro territorio, che sono sempre attenti alle esigenze della nostra popolazione, della cittadinanza e in questo caso anche delle nostre aziende. Ed è un settembre nel segno delle grandi fiere nel Vicentino, a partire di quella dell'oro, e quindi problemi anche di ordine pubblico e di sicurezza. Abbiamo fatto il punto con il questore di Vicenza, il dottor Francesco Zerilli. Il settembre caldo della sicurezza, una fine estate nel segno delle fiere, dalla festa dei Ioto che ha avuto il suo apice l'8 settembre con la celebrazione della Madonna di Monteberico, alla Fiera dell'Oro appena chiusa, e poi la Fiera del Soco dal 12 al 18 settembre e la festa del Baccalà di Sandrigo dal 18 al 21 settembre e dal 25 al 29 settembre, eventi capaci di richiamare migliaia e migliaia di persone. Avvenimenti che richiamano sul territorio migliaia e migliaia di persone, sulle quali noi metteremo in campo tutti i servizi necessari. Un settembre caldo anche dal punto di vista internazionale, con le guerre in atto che sollevano le voci della protesta, con ricadute anche in concomitanza con le fiere e le feste vicentine. È chiaro che il periodo va contestualizzato, siamo in un momento delicato, ci sono delle forti tensioni che derivano dalla situazione internazionale che inevitabilmente si riverberano anche a livello locale, quindi noi siamo ben consapevoli, teniamo sotto controllo le varie componenti, diciamo, che possono, come dire, magari presentarsi per far sentire la loro voce di protesta. L'importante, come dico sempre, è che questo avvenga sempre nel rispetto delle norme di legge. Intanto si è appena chiusa la festa dei Ioto e la Fiera dell'Oro, connotata da una grande attenzione delle forze dell'ordine a tutelare la sicurezza degli operatori orafi. Serrati controlli sulle strade e sulle linee ferroviarie, il bilancio è di 512 persone identificate e 235 veicoli controllati, 2 allontanati con fogli di via obbligatorio e un arresto, un peruviano accusato di rapina impropria perché rovistava in un'auto e aveva tentato di darsi alla fuga con violenza. Nel complesso l'attività di controllo è stata effettuata
effettuata con l'elicottero della Polizia di Stato e quello della Guardia di Finanza, mentre i servizi di pronto intervento antiterrorismo sono stati assicurati dalle squadre UOPI della Polizia di Stato, con la costante presenza di un'unità di artificieri pronta a intervenire in caso di emergenza. Abbiamo tenuto sotto controllo tutta l'area dell'evento in ogni sua forma, e quindi veramente da questo punto di vista devo dire grazie a tutti per questo enorme impegno. Adesso andiamo a Treviso da Cristian Arboita e da Nicoletta Rizzetto, perché contro il caporalato la CGIL schiera le brigate del lavoro. Sentiamo di cosa si tratta. A te, Cristian. Sì, direttore, proprio così. Le brigate del lavoro arrivano per la prima volta nella Marca trevigiana per portare supporto ai lavoratori, soprattutto ai lavoratori stagionali, ai lavoratori dei campi. Questo in giorni che sono chiaramente importantissimi per l'agricoltura trevigiana, la vendemmia in particolare. Partiamo da qui, da questi dispositivi di sicurezza di fatto che la CGIL metterà a disposizione dei lavoratori. Come vedete ci sono dei cappelli di paglia semplicissimi per proteggersi dal sole, dei brick con dell'acqua fresca e anche delle pettorine. Possiamo vedere quella pettorina da appunto indossare soprattutto quando si lavora a ridosso delle strade. Questo quindi, diciamo così, l'armamentario che porteranno con loro le brigate del lavoro per la prima volta nella Marca trevigiana. Qui con me li saluto e li ringrazio. Ci sono il segretario generale della FLAI CGIL del Veneto, Giosuè Mattei, e il segretario di Treviso, sempre della FLAI CGIL, Danilo Maggiore. Segretario Mattei, è la prima volta a Treviso, dovete combattere ancora perché caporalato, sfruttamento del lavoro, lavoro nero, lavoro grigio sono delle realtà molto frequenti e radicate. Sì, la prima volta a Treviso, ma questo percorso di sindacato di strada di brigate del lavoro parte da lontano. Già l'anno scorso abbiamo iniziato questo tipo di attività nella provincia di Verona, per proseguire a luglio nella provincia di Rovigo, e ad oggi facciamo tappa nella provincia trevigiana in occasione anche delle attività di vendemmia che si sta sviluppando in questi giorni, in queste ore. Treviso perché è un territorio fortemente permeato da sfruttamento lavorativo e caporalato. I dati di cui siamo in possesso ci dicono che è una delle province maggiormente attenzionate rispetto a questo fenomeno, e che quindi con questo tipo di attività vogliamo continuare a denunciare, continuare a far emergere e provare a portare sul territorio, nei campi di raccolta della provincia, diritti, tutela e conoscenza ai lavoratori di questo territorio. Senta, segretario, ci sono ancora forme di schiavismo, possiamo chiamarle così? Esatto, così come ha anche certificato la Procura della Repubblica di Treviso. Gli ultimi casi accertati hanno riconosciuto il reato di 600 del Codice Penale, ovvero riduzione in schiavitù per i lavoratori che abbiamo salvato nel corso dell'estate 2024. Quindi non solo sfruttamento, non solo caporalato, ma anche talvolta schiavismo. Ecco, ed erano dei fatti eclatanti che vi avevamo raccontato proprio l'anno scorso nel corso dei nostri telegiornali, operazioni che hanno però sortito un effetto. Quale, segretario? Ma l'effetto primario è quello di aver reso partecipe l'opinione pubblica e le istituzioni di questo fenomeno, che non è né marginale e neanche sporadico. Dopodiché noi vogliamo portare proposte operative per fare in modo che questo settore si possa riscattare rispetto a questi fenomeni, e quindi portare delle proposte concrete, così come già si sono messe in campo nel corso degli ultimi mesi, perché grazie ai casi denunciati qualcosa si sta muovendo, come la sezione territoriale del lavoro agricolo di qualità, che è la prima in Veneto che si è istituita qui a Treviso. Ecco, a livello di numeri, dal 2023 al 2024, proprio grazie a questo vostro impegno, sono aumentati e di parecchio anche le regolarizzazioni, questo va detto.
Sì, nel corso del 2024, grazie alla denuncia della Fly-CGIL e purtroppo a causa anche degli eventi tragici come quelli di Satnam Singh a Latina, si è innescato un processo di ispezioni in tutti i territori. Questo processo di ispezioni, unito anche all'attività di denuncia, ha fatto sì che i lavoratori in emersione sono aumentati. I dati INPS ci dicono che nella provincia trevigiana siamo passati dal 2023 al 2024 da 9.700 lavoratori a 11.500, mentre a livello veneto siamo passati da 52.000 lavoratori a 59.000 nel 2024. Questo grazie alle operazioni che sono state messe dall'autorità giudiziaria e grazie alla denuncia della Fly-CGIL. Quindi c'è stata una corsa ai ripari. Danilo Maggiore può venire qui con me che rimostriamo appunto i dispositivi di sicurezza che da lunedì distribuirete nei campi della Marca trevigiana. Sì, da lunedì distribuiremo appunto per questa nostra prima edizione, chiamiamola così, delle brigate del lavoro in provincia di Treviso. Ne seguiranno altre sicuramente anche in periodo di radicchio o in altri periodi importanti del nostro territorio, e daremo dei cappellini per riparare appunto dal sole, daremo dell'acqua perché l'acqua, ricordiamoci tutti, è un bene primario che va tenuto sempre sotto osservazione. Daremo delle brochure informative perché l'obiettivo principale è anche quello di informare i lavoratori dei loro diritti, e non c'è modo migliore che andare appunto in campo, sul campo con loro. Ecco, ci saranno volontari, ci saranno funzionari della CGIL, ci saranno anche studenti universitari e ci saranno anche dei momenti di confronto. Venerdì 19 settembre all'auditorium della CGIL qui in via Dandolo, da dove stiamo trasmettendo in questo momento, e poi mercoledì 17 settembre alla Camera del Lavoro di Conegliano alle 20 in Viale Venezia. Sono importanti momenti di confronto perché il tema è caldissimo, soprattutto in queste settimane di vendemmia nella Marca trevigiana. Grazie Mattei, grazie Danilo Maggiore. Queste le Brigate del Lavoro, è tutto da via Dandolo. Direttore, con Nicoletta Rizzetto, a te la linea. Grazie molte, grazie. Andiamo a San Donà di Piave, dove si è parlato da molto tempo, c'è una polemica sulla moschea, e alla fine il TAR ha respinto il ricorso dell'Associazione Islamica, dando ragione al comune di San Donà di Piave, perché in centro della città non c'è un centro culturale, così ha sentenziato il TAR, ma una moschea abusiva. Sentiamo. Il TAR ci ha dato ancora una volta ragione. A San Donà la moschea non si può fare perché ovviamente il piano regolatore prevede un'altra destinazione d'uso. È la conferma ennesima che queste associazioni islamiche che insistono a voler violare la legge oggi hanno delle regole chiarissime. Niente moschea dunque in via Montepopera. Il TAR è d'accordo col comune respingendo l'istanza cautelare dell'associazione islamica Ar-Rahma per riaprire il centro di preghiera che era stato chiuso nei mesi scorsi. I giudici hanno infatti rilevato che l'immobile era stato abusivamente trasformato in moschea. Soddisfatto il vice sindaco e ancor di più l'europarlamentare ex sindaco di Monfalcone Cisint. A Mestre è necessario che quell'associazione islamica, dove c'è già una sentenza del Consiglio di Stato che dice non potete usarla come centro islamico, venga chiusa, ed è per questo che il gruppo della Lega, il Consiglio Comunale a Venezia, ha presentato un'interrogazione molto chiara. Va chiusa, bisogna fare i controlli, e visto che hanno violato la sentenza, l'ordinanza, le regole, allora bisogna che quel bene venga acquisito al patrimonio del comune, come a Monfalcone abbiamo già fatto. Acquisito vuol dire che va tolto, visto che c'è un comportamento irregolare da parte dell'associazione islamica in via Piave. Andiamo a Padova, dove il presidio organizzato per sostenere la Global Sumud Flottiglia si è trasformato in un corteo con oltre 500 persone. Fermiamo il genocidio, non possiamo collaborare con uno Stato genocida, applichiamo la giustizia internazionale e riconosciamo lo Stato della Palestina. È l'unico modo per realizzare una pace. Come abbiamo scritto, l'ultimo giorno di occupazione della nostra terra sarà il primo giorno di pace in tutto il Medio Oriente. Assieme alla voce di Khaled Al-Zir, presidente della comunità palestinese del Veneto, si sono unite oltre 500 persone a Padova per supportare la Global Sumud Flottiglia, l'iniziativa umanitaria internazionale che ha l'obiettivo di rompere il blocco israeliano della striscia di Gaza, oltre a rifornire di viveri e medicinali la popolazione palestinese. Chiaramente stanno facendo ciò che i governi europei
Solo ultimamente qualcuno timidamente comincia a farlo, qualcuno con più coraggio, e noi speriamo qua a Padova di aiutare il popolo italiano a sollevarsi e chiedere al governo italiano di accodarsi alle richieste della mass media italiana. Il presidio, promosso da movimenti politici e associazioni, sarebbe dovuto rimanere fermo in piazza Antenore, davanti alla prefettura. Da un momento all'altro, però, la folla ha formato un corteo, arrivando davanti a Palazzo Moroni. Prepariamoci, se loro bloccano la flottiglia, noi blocchiamo il porto di Venezia e tutto il paese. È quanto annunciato dai diversi interventi che si sono susseguiti durante la manifestazione. Ma in primo luogo a bloccare le armi, a bloccare l'investimento bellico, a bloccare la guerra, perché purtroppo, compagni e compagni, non è solo il genocidio in Palestina, ma è una vera e propria corsa agli armamenti a cui solo noi possiamo opporci. Servizio di Marta Zatta, e adesso vediamo le perquisizioni della Digos a Padova nelle abitazioni di 3 anarchici presunti autori delle scritte contro la polizia comparse nei mesi scorsi in città. Sentiamo cosa ha detto il questore di Padova, il dottor Marco Odorisio. Erano segnali forti, abbiamo dato una risposta per cui con un lavoro certosino coordinato dalla Procura della Repubblica di Padova, attraverso tutta una serie proprio di incroci di dati, sono stati individuati e perquisiti questa mattina su disposizione della Procura queste 3 persone, sono dell'area anarchica e quindi insomma la risposta c'è stata, per cui non ci facciamo intimidire. Sono 3 25enni, 2 ragazzi e una ragazza, i presunti autori della serie di scritte dai toni violenti contro la polizia comparse lo scorso 11 luglio a Padova. All'alba le perquisizioni della Digos nelle abitazioni dei 3 esponenti del movimento anarchico. Sono stati indagati per istigazione a delinquere e ricettazione, dato che gli striscioni usati per le scritte erano stati rubati da un cantiere edile in città. Lo scorso luglio in più punti a Padova erano comparse scritte contro la polizia. Uno striscione in solidarietà all'anarchico Alfredo Cospito e contro il 41 bis era stato ritrovato in via Ormaneto lungo il Piovego. Poi sul ponte pedonale che attraversava via Venezia un lenzuolo bianco con la scritta "Procure infami", e infine vicino ai giardini dell'Arena lo striscione che inneggiava da Ouad Mohamed Attia, che aveva incendiato auto della polizia d'Albano Laziale, la scritta "Polizia a fuoco". La Digos di Padova ha analizzato in questi mesi un'imponente mole di filmati di videosorveglianza delle telecamere sparse per la città e hanno così identificato i presunti autori del gesto, tutti già noti per la loro partecipazione a manifestazioni ed eventi nell'ambito anarchico, un ambiente sempre monitorato dalla polizia. Io nel mio ufficio quando entro ho i volti di 11 colleghi, il primo era Antonio Niedda. Il 4 settembre abbiamo così purtroppo ricordato i 50 anni dal suo omicidio da parte delle Brigate Rosse. Quando non è una questione di colore, di appartenenza, quello è un monito e quindi dobbiamo sempre monitorare e sempre stare attenti affinché non abbiano a ripresentarsi quelle condizioni, perché parliamo appunto di appena 50 anni fa e quindi le attività proseguono, è un contesto particolare, però insomma ecco l'importante anche perché dall'odio si genera la violenza e dalla violenza si generano condotte violente che poi possono anche sfociare, come abbiamo visto purtroppo in una storia recente, anche in situazioni di lutto. Una notizia dal sito di Verona Sera Online, tifosi napoletani aggrediti mentre festeggiano lo scudetto, denunciati 21 ultras dell'Hellas. Il fatto si sarebbe verificato il 23 maggio nei pressi di un ristorante della zona. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, state con noi, grazie. La politica in vista delle regionali probabilmente si voterà il 23 novembre, ma è ancora a stallo sulla scelta del candidato del centrodestra. Si fanno tanti nomi, in particolare quello di Alberto Stefani, ma c'è anche Mario Conte, insomma altri contendenti. E ieri ha parlato Roberto Marcato e diciamo non le ha mandate a dire anche al generale Vannacci. Sentiamo.
Il prossimo passo spero che sia il nome della candidata o del candidato, perché francamente credo che questo teatrino abbia stancato l'elettorato, anche perché nessuno capisce il motivo. Di fronte a un centrodestra che continua a non decidere, il leghista Roberto Marcato non usa come al solito parole di circostanza e anzi rincara la dose parlando di liturgie romane, più o meno negli stessi minuti in cui il colonnello meloniano Giovanni Donzelli assicura che sicuramente si troverà la quadra nelle regioni al voto e anzi dice non stiamo nemmeno discutendo. Insomma, due film opposti. Nel mezzo Marcato invia un messaggio rapido anche al governatore Zaia. Il secondo passo è fissare la data. La data quindi delle elezioni che giorno dopo giorno scivola a novembre inoltrato, esacerbando i toni nella coalizione ma anche all'interno degli stessi partiti. In Lega le tensioni sono quotidiane e le tante dichiarazioni del vice segretario Roberto Vannacci certo non aiutano. Parlando di omosessuali, parlando di cittadini italiani di colore, parlando di decima, no? Facendo intendere chissà quali momenti storici andati. Ecco, sapendo perfettamente che sta sollecitando elementi particolari, ecco, quando fa questo lui non è leghista, perché lo ricordo e lo dico in maniera chiara e netta e mettetevela via, la Lega nasce come partito antifascista. Resta a questo punto da capire quanti dei suoi uomini Vannacci schiererà nella lista della Lega, quanto il generale conterà in Veneto. Una cosa sembra però certa quanto trasversale, ovvero il ricorso ad amministratori locali, sindaci ed ex, la strategia migliore per massimizzare i consensi. Paolo Galeano, candidato del Partito Democratico, è stato sindaco a Preganziola per 10 anni. Che i sindaci siano ancora una delle poche figure a livello politico ed istituzionale che gode di una certa credibilità è un dato di fatto, lo dicono tutte le statistiche, quindi qualche volta questo viene usato anche come traino per un certo consenso. Io però voglio sottolineare invece un altro aspetto, che è quello dell'importanza di una gavetta. Fare la gavetta, fare l'amministratore a livello locale significa acquisire competenze, vivere la quotidianità, confrontarsi con le difficoltà reali di ogni giorno della popolazione, delle aziende e di tutti gli attori che vivono i territori. Allora, delle regionali abbiamo parlato ovviamente anche ieri sera a Focus. Sentiamo cosa ha detto il capo della delegazione della Lega in Parlamento europeo, l'onorevole Paolo Borchia. Mi sono preso un minutino per parlare di autonomia, non volevo allargarmi troppo. 1714 la Catalogna perde la sua autonomia, che andrà a recuperare negli anni 30, quando verrà instaurata la seconda Repubblica Spagnola prima del regime di Franco. Quindi questo significa che, non lo dico io ma lo dice la storia, se vogliamo anche rimanere più vicini a casa nostra andiamo ad analizzare quello che è stato il processo di autonomia ad esempio del Trentino. Qui stiamo parlando di processi che durano, quando va bene, decine d'anni, quando va male centinaia d'anni, quando va malissimo sono processi che si concludono con un nulla di fatto. Naturalmente ci auguriamo che non sia il caso del Veneto. Adesso io mi metto nei panni di chi ci sta seguendo da casa, dei 2.328.000 veneti che il 22 ottobre di 8 anni fa sono andati a votare per il referendum, con tra l'altro una sensibilità bipartisan per mandare un messaggio che i veneti chiedono, vogliono, pretendono l'autonomia. Poi, essendo una regione operosa di gente concreta, abbiamo anche il difetto che non abbiamo tanta pazienza, facciamo fatica ad aspettare. Però se si analizzano i processi di autonomia un po' in tutta Europa, io credo che bisogna anche rendersi conto che si tratta di processi molto, molto lunghi. Poi... Allora, questo era l'onorevole parlamentare europeo Paolo Borchia ieri sera a Focus. La telecamera è questa qua, dico alla regia, vediamo se... ecco. Allora, saluto e ringrazio molto il sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo Pitton. Sindaco, bentornato, grazie. Grazie a lei, direttore, dell'invito, grazie. Sindaco che è stato soprannominato sindaco tuttofare, che non contento di fare di tutto, adesso si è dato anche al pane, e cioè al lavoro in un panificio. Vediamo il servizio e poi ne parliamo. Arriverà.
Sta lievitando. Quello del servizio Pitton, sindaco panettiere, 30. Trovato o no? Non l'abbiamo trovato, non lo so, non lo trovate? Vabbè, niente. Allora, intanto ditemi quando l'avete trovato, perché c'è. Sindaco, intanto, quando ha deciso, diciamo, di ho deciso... dedicarsi a un lavoro che intanto è notturno, è un lavoro molto anche così impegnativo, no? E duro. Sì, diciamo che l'ho fatto per necessità virtù, nel senso che dove lavoro da tantissimi anni, faccio una premessa, mi trovo quasi in pensionamento perché nel settembre del 2026 a conti fatti dovrei andare in pensione. Quindi mi manca un anno, insomma, sostanzialmente per andare in pensione, perché sì, qualcuno dice ma 57 anni in pensione, sì, 57 anni in pensione, però ho incominciato presto, bisogna dire la verità, quindi ho i miei 42 anni abbondanti di lavoro. Detto ciò, la mia azienda dove lavoravo era in difficoltà, in cassa integrazione purtroppo non percepisco gli oneri contributivi e su consiglio dei sindacati stessi mi dicono guardi, le conviene trovarsi un lavoro dove paga gli ultimi mesi di contribuzione perché sennò rischia di saltare una finestra, e così ho fatto, insomma, mi sono rimesso in gioco. Fatalità. Vediamo se l'abbiamo trovato, vediamo. Ma è vero che stanno già chiedendo il pane del sindaco? Certamente sì, lo chiedono molto spesso. Quindi insomma in 3 giorni già si è sparsa la voce qua in paese che il sindaco lavora nel panificio del paese. Direi proprio di sì. E non solo tra i cittadini di Meduna di Livenza. La storia di Arnaldo Pitton, sindaco che per vivere va a fare il panettiere, ha letteralmente fatto il giro del mondo, arrivando fino in Cina con tanto di articolo online di uno dei maggiori quotidiani di quel continente. Una storia che tra farine e impasti lui stesso ci racconta così. Fare il sindaco in un paesetto piccolo equivale a 500 e qualcosa euro al mese. Mi sono trovato in cassa integrazione a un anno dalla mia pensione e ho trovato questa opportunità e ringrazio Berti che mi ha offerto questa opportunità. Faccio dalle 3 alle 11 e quindi ho il pomeriggio libero anche per fare il sindaco e seguire altre cose. E se si obietta che a un anno dalla pensione chiunque avrebbe puntato a qualche aiuto pubblico, Pitton stoppa subito perché dice bisogna dare l'esempio. No, ecco, reddito di cittadinanza, NASPI, quelle robe là sono deleterie, proprio non stimolano i giovani. E in effetti il sindaco fa il panettiere per necessità ma anche come stimolo per le nuove generazioni. Perché è un lavoro meraviglioso, il pane è un prodotto straordinario, è la cultura italiana fare il meccanico, fare il panettiere, fare il fabbro, è una cultura e sono lavori che dobbiamo difendere e portare avanti. Per il titolare del panificio del paese una vera risorsa il sindaco panettiere. E lui è un mio amico, io avevo bisogno di un dipendente, un operaio che gli piaccia lavorare. Lui era disponibile, ci siamo messi d'accordo ed ecco qua. Famiglia Berti da sempre i panettieri di Meduna di Livenza, con la mamma di Michele che ricorda il legame tra forno e municipio. Siccome siamo sempre stati molto amici, venivano qui di notte, si prendevano le brioche con il figlio che è molto aperto, si faceva le feste in paese, si regalava. Insomma, tutto in famiglia? Tutto in famiglia, sì, e bravi. Tutto in famiglia sì, ma lavorando. Perché anche se Arnaldo Pitton è il sindaco, al forno Berti non si fanno sconti. Contratto a tempo indeterminato o è ancora in prova? Per adesso è ancora in prova, poi vediamo. Ma viste le prospettive e gli incentivi pur di rimanere al lavoro, non è detto che il panettiere duri più del sindaco. Dopo l'anno che può andare in pensione, cosa pensi di fare? Continuare a fare il pane o anche il sindaco? Perché no? Non è detto, poi sto imparando un mestiere, non vorrei anche portargli via il lavoro. Mai dire mai. Complimenti sindaco, tra l'altro la ringrazio perché ci ha portato, come si chiama, le linguacce alle olive? Linguacce alle olive mediterranee che le ho fatte io questa notte, le ho fatte proprio io. Buonissima, buonissima. Fatte questa notte, sindaco, ma diceva diciamo, il suo datore di lavoro che
vi conoscevate? Lei andava in questo panificio fin da ragazzo? No? Sì, li conosco, la famiglia Berti da sempre. Medunesi è una famiglia che devo ringraziare, anche perché colgo questa occasione per ringraziarli, perché guardi, nei momenti anche di bisogno, quando abbiamo fatto anche l'inaugurazione del centro dei disabili o per la casa di riposo, per l'asilo, gli chiedo una gentilezza, qualcosa, sono sempre disponibili, molte volte offrono proprio anche i loro prodotti, quindi li devo ringraziare perché è una famiglia veramente che stimo e gli voglio bene. Detto ciò, è nato tutto in piazza, mi sono trovato con Michele, che è l'attuale, diciamo, titolare insieme agli altri due fratelli Gigliola e Francesco, e mi ha detto: sindaco, so che sei a casa, insomma, dai, te per il paese fai qualcosa, vieni a lavorare da me. E gli ho detto sì, ma guarda che non scherzo, gli ho detto neanch'io. Questo lunedì pomeriggio sono andato un po' in laboratorio da lui, martedì alle 3 ho iniziato a lavorare. Ecco, anche perché, sindaco, molti pensano che un primo cittadino viva, diciamo, dello stipendio dell'amministrazione pubblica, ma sono stipendi talmente bassi che non si riesce a sbarcare il lunario molto spesso, no? Per cui il sindaco ha deciso di continuare a svolgere un'attività non avendo più quella in cui l'azienda in cui ha lavorato per tanti anni, no? E anche per questo. Sì, è così, sa, perché le dico la verità, io ho lavorato, ho tanti difetti, perché ne ho tanti, però il lavoro non mi sono mai tirato indietro. Uso la lingua molte volte, però muovo anche tanto le mani, devo dire la verità. Ho sempre lavorato e chi mi conosce lo sa. E per 42 anni io non ho mai sentito parlare di cassa integrazione, di crisi, e qua dobbiamo anche un po' pensare che quelle guerre che sono in corso ormai da qualche anno cominciano a farsi sentire, perché le esportazioni, i prodotti, il petrolio, l'aumento di costi, e dobbiamo stare attenti e speriamo che queste cose finiscano. Detto ciò, ho passato anche una settimana abbastanza triste, pensando a quegli operai in cassa integrazione, in difficoltà, della mia età, 57, a ridosso della pensione, e mi sono sentito padre di famiglia e responsabile e anche sindaco. Ho passato qualche notte in bianco, le dico la verità, ho sofferto pensando anche loro in una cosa che io non ho mai vissuto prima. Però a un certo momento ho detto, i miei genitori mi hanno abituati di rimettersi in gioco, di stimolare e di ripartire. E ciò è stato, e quindi nella fortuna di Michele che me l'abbia chiesto, ho trovato un lavoro che mi sta dando tantissima soddisfazione e mi permette anche di essere libero il pomeriggio per servire il mio comune e anche per fare qualche lavoretto domestico a casa, insomma, ecco, perché poi la realtà è anche questa. Allora qua vediamo, regia, ci sono delle foto del sindaco al lavoro, nel panificio abbiamo prima visto il servizio, ma queste sono altre. Queste sono le baguette, sì, io amo tanto fare perché è di grano duro, con lievito madre, e queste sono le baguette che medunesi, perché qualcuno mi ha detto guarda il sindaco che non ha scritto baguette in francese in Facebook, ma l'ho scritto apposta in italiano perché sono baguette fatte a Meduna. Eccomi. Allora ecco qui, questo è il titolare? No, questo è un operaio che viene ogni tanto a dare una mano in struttura, perché appunto il signore di una certa età con tanta esperienza, perché i giovani non si avvicinano a questo tipo di lavoro, purtroppo. Perché è un lavoro, guardi, che è un lavoro che ti dà una soddisfazione straordinaria. E poi vorrei ricordare che fare il pane comunque rientra nella nostra cultura straordinaria, nei nostri valori, è un lavoro, un mestiere antico e si guadagna anche bene, ti permette di imparare appunto mestiere e di essere libero al pomeriggio. E quindi dico ai ragazzi che magari studiano giustamente, si avviano anche a una laurea, che nel frattempo, se non trovano proprio il suo lavoro, piuttosto di oziare e di essere a carico di genitori, andate a provare a fare il panettiere, l'idraulico, l'elettricista, il falegname. Ti crea un'occupazione, impari un mestiere che è sempre bello, prendi un stipendio e dopodiché la vita, il tempo ti dà il percorso di fare qualcos'altro. Ma guardate che lavorare, iniziare a lavorare è qualcosa di grande. Io l'ho rifatto con grande fatica a 57 anni. Bravo sindaco, ha dato veramente un fulgido esempio di attaccamento al proprio lavoro, anche di spirito di sacrificio, di dedizione, quello che bisogna
fare quando si vuole così poter avere un'occupazione e poi anche crescere. Pensiamo oggi, se uno cerca un idraulico, un artigiano, un elettricista, fa fatica, deve aspettare giorni perché c'è tanto lavoro e questi ragazzi dovrebbero tenerlo in considerazione. Sì, guardi, lo dico, se mi permette, anche a scuola, quando vado alle chiusure di anni scolastici, le docenti e anche la dirigente lo sa benissimo, dico sempre: cari ragazzi, inseguite i vostri sogni, le vostre ambizioni, che è giusto così. E cito magari anche Sinner, no? Un campione nostro che ha iniziato e dicevo: io da grande voglio essere, potete esserlo anche voi, però sempre con umiltà e col buonsenso. L'umiltà, cari ragazzi, ci vuole, e questo è un esempio. Quindi vi dico, se fate un tecnico e poi andate comunque a lavorare senza una laurea, perché non possiamo essere tutti avvocati, tutti consulenti, tutti rappresentanti, e se fate un tecnico e andate a fare l'idraulico, l'elettricità, il fornaio o piuttosto che qualcos'altro, vi dà dignità, vi dà autonomia anche economica e vi permette anche di crescere moralmente, farvi anche una bella famiglia. Pensateci su, perché ha anche un buon reddito. Parole sante, Sindaco, grazie. Grazie a voi, un saluto ai telespettatori. Vi consiglio di assaggiare questi linguacci all'olivo, sono fantastici. Sì. Straordinario, io adesso me le mangio. Intanto diamo la pubblicità, Sindaco. A presto, buon lavoro. Grazie a voi, verremo a trovarla. Venga a trovarmi che mi fa piacere. State con noi, a tra poco. Il nono raduno dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato ha aperto a Padova la mostra delle divise storiche della Polizia, che sarà visitabile fino a domenica alle 13. Andiamo da Chiara Gaiani. All'interno di Palazzo Angeli, nella 3 giorni del nono raduno dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, è stata allestita questa mostra storica. Ringraziamo Flavio Bellone dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato che è con noi. La cittadinanza è invitata ad entrare proprio per fare un tuffo nella storia della polizia e nella storia d'Italia. Come è organizzata questa mostra, che tra l'altro è una collezione privata di 4 membri dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato? Buongiorno, intanto grazie a Padova che ci ha ospitato, quindi, e specialmente in questa location di Palazzo Angeli, che è veramente meravigliosa. E naturalmente, dato le sale a disposizione, abbiamo cercato in modo esaustivo di ricreare un percorso storico che va dal 1852 ai giorni nostri. Quindi abbiamo 4 sale dove prendiamo in risalto la nascita della polizia. Se possiamo venire. Ecco, questa in cui stiamo entrando è proprio la prima sala, da cui inizia il percorso. La culla della polizia, dove prende vita la polizia nel 1848, dove nasce l'amministrazione di pubblica sicurezza. A seguire nasce nel 1852 proprio la polizia, cioè le guardie di pubblica sicurezza, coloro che praticamente mettevano in pratica quello che era l'amministrazione, quindi seguivano le leggi e naturalmente perseguivano coloro che non le rispettavano. Nel tempo vediamo un'evoluzione proprio delle uniformi che hanno caratterizzato tutto l'Ottocento e fino ad arrivare nella Seconda Guerra Mondiale. Infatti si può notare come l'uniforme austera della Prima Guerra Mondiale o del fine Ottocento, a iniziare con la metà del Novecento con le uniformi aperte come queste che vedete, nere, per poi arrivare nel secondo conflitto mondiale e per poi arrivare naturalmente fine conflitto, dove si incomincia a vedere proprio una luce. Quindi tendono a sparire tutte le uniformi nere, rimane il grigio-verde, che comunque è un colore come il khaki per l'esercito. Sulle pareti potete vedere, notare e ammirare delle fotografie d'epoca che richiamano quelle uniformi esposte. Infatti qua sulla nostra sinistra possiamo vedere gli sciatori, come rappresentato dal manichino, e soprattutto nella parte centrale un ufficiale del 1947, dove c'è ancora sul berretto cucito un fregio sperimentale del quale
47. Nel 48, naturalmente, il 1° gennaio 48, esce il primo regolamento sulla polizia, sulle guardie DPS, l'attuale Polizia di Stato. Il nuovo fregio è quello che potete notare sul casco, okay? Quindi l'aquila con la corona, con la torre turrita e il simbolo della RI, la Nuova Repubblica Italiana. Okay? Adesso ci spostiamo in una terza sala. Questa sala è dedicata agli anni 60. Possiamo vedere ancora l'uniforme nera, ancora residui del conflitto mondiale, per poi proseguire con la grigio-verde, che rimarrà, tra virgolette, fine verso gli anni 60, okay? Dove poi gli anni 70 verrà automaticamente abbandonata, dando vita alla nuova bicolore, cioè quindi riprendendo i colori ottocenteschi. Allora grazie molto alla Polizia di Stato e a Chiara Gagliani. Vi dico quali saranno gli ospiti di stasera Focus: Maria Antonietta Auditore, Riccardo Barbisanna, Luigi Calesso, Corrado Callegari, Fabrizio Comencini, Pietro Dalla Libera e Nicolò Rocco. È tutto per oggi, grazie, arrivederci, buona giornata.